Bentornati su Zwischienberg Channel. Ieri sera mi stavo divertendo su YouTube a guardare i miei cari video musicali quando ad un certo punto mi trovo davanti a questo video non skippabile di circa 14 secondi, un promo di una canzone nuova di Eros Ramazzotti che si chiama Alla fine del mondo e che appunto come al solito li trovi davanti a questi altri video e ti dici che do scatole perché non sono skippabili. E quindi ti devi mettere la mano sulla coscienza e aspettare che finiscano. Ma proprio in questo frangente di tempo che aspettavo che finisse, ecco che qualcosa mi ha colpito in maniera forte. Cos'era? Mi bastano 3 frame per spiegarvi che cosa fosse questo obbrobrio. Partiamo dal presupposto che io non ho niente contro Eros Ramazzotti che ha fatto questa canzone e visto l'ora tarda i miei occhi erano pure affaticati, però in questo avviso qualcosa lo noto. Mi bastano appunto questi 3 frame per spiegarvelo. Cos'era? Partiamo dal primo. Vediamo la classe tutta bella ordinata che sta guardando questo insegnante che scrive sulla lavagna. Fin qua tutto bene, no? L'insegnante sta scrivendo sulla lavagna. Ok, andiamo avanti. Nel secondo frame c'è Eros Ramazzotti seduto davanti alla cattedra con dietro appunto questa lavagna un raggio di sole bello che illumina proprio la nostra cazzata. Cosa c'è scritto sulla lavagna che stava scrivendo l'insegnante, ve lo ricordo, e questo lo sottolinea anche un frame dopo, che è questo che vi sto facendo vedere, che zooma proprio sull'erroraccio, perché a casa mia 7 più 7 più 1 fa 15, 7 più 7, 14 più 1, 15. Ma cosa c'è scritto sulla lavagna? 16, asini. Mi pare quasi ovvio che in tutto questo Eros Ramazzotti non c'entri molto, ma c'entri solo la sua regia, però per rendere la cosa più credibile, anche se l'insegnante non aveva un ruolo decisivo, almeno fare le addizioni giuste, quello sarebbe stato un buon inizio. Grazie per averci seguito.